Lindo Studios presenta. Per inventare qualcosa, così. Sì. Cesare Augusto. Cesare Augusto è un bel nome, no? Cesare Augusto. Importante, vero? Sì, siete sempre il busto di Cesare, vero? Vero? Sì. Che c'è sotto non si sa mai, ma il busto c'è sempre. Ma è vero, sotto il collo è che non si sa. No, Cesare, ma Cesare, no, Cesare, non mi dire, Cesare era un uomo d'onore, e vabbè, niente da fare, probabilmente Cesare Augusto deve essere pure morto, e dopo, da chi va? Andiamo da Amleto, andiamo a trovare Amleto. Vabbè, andiamo da Amleto, dai. È un dottore, tra l'altro, c'è scritto immagino un dottore, magari un chirurgo che si chiama Amleto, c'ha in mano il bisturi, essere o non essere, cioè, operare o non operare, incidere o non incidere, lasciare le pinze nel corpo o non lasciare, allora qui lo fa apposta, sì, come a quello mio non lasciare due di pinze, due, ed è morto sì, già, ora ragazzi mi fanno così, è inutile io utilizzi i nomi se questi non rispondono, vero? Vabbè, proviamo con quest'altro, si chiama Emilio, non riesco a parlare con nessuno altrimenti, o come si fa? No. Sì, buongiorno, c'è Emilio? Emilio chi? Emilio, come email, Emilio. Va bene signore, ma No, il come, cognome per cortesia? Sì, sono Silvio. Silvio chi? Come Silvio chi? Basta dire Silvio, no? Mi passi Emilio, per favore. Ma mio marito è morto, signore. Allora guardi, c'ho un'idea. Se c'è un'idea, guardi, se la tenga per lei. Non me lo passi più. Non me lo passi più. Certo che non le lo passo più. Ci ha pensato il padre Eterno a farlo passare dal di là. È stato lui? Che è stato? Il padre Eterno che l'ha ammazzato, non ci credo. Ma signora, come si permette di lanciare quest'ombra del dubbio sul padre Eterno? Ma ora, ragazzi, anche Emilio è morto Emilio, ora la cosa comincia a diventare un po' pesante. Su 3 nessuno, 2 assenti e un morto. Come si fa? Ho perso Giulio, Cesare Augusto. Ho perso Emilio Fede, Emilio, ho perso Amleto, ora ditemi voi, vado alla Maddalena. Ma, scusa, la Maddalena, sei dalla Maddalena, speriamo almeno lei risponda. Che sia viva, non so, che ne so io, che se no poi... Questa non andiamo molto bene, ma comunque veramente fantastico. Guarda, sì, guarda, sono proprio contento. Sì, no. Guarda, sono proprio felice, Sono felice della merda. Come se era caduto nel tombino. Vabbè, niente da fare. Guarda, non riesco a beccarne uno, ma non è colpa mia. E questo cioè non è un mio non riuscire, è un loro non esserci, non esistere. E se non esistono di fronte al sondazzo, non esistono per niente nel mondo. Sono assolutamente assenti al mondo. Ho fatto un altro numero di un'altra persona. Non so, vediamo se si può fare. Non lo so, però qui. No, niente. Va bene, sono molto contento. Sono molto contento, sì. Sì, no, guarda, sono contentissimo. Sono qui, sto cercando nomi, io pensavo, 1, 2, 3, ho visto un po' di nomi, uso quelli. Purtroppo, vabbè, d'accordo, anche Giacinto non c'era, se era nel Campo dei Fiori a Roma, se era nel Campo dei Fiori, e anche lì si poteva fare un po' di Maio, che ne so, qualche cosa. Però niente da fare. È veramente un sondazzo entusiasmante in questa sua prima parte, ma restano ancora 10 minuti. Vediamo se in questi 10 minuti si riesce, insomma. No, perché qui poi i nomi scarseggiano, nomi significativi, che li trovi così al volo, mica me li preparo prima. Certo che no. Pronto? Pronto signora? Buongiorno. Senta, io vorrei sapere, Tommaso
Tommaso, c'è o non c'è? No, non c'è. Quando c'è? No, non c'è, proprio non esiste più. Ne esiste più? No. No, scusi, non volevo ridere, ma il discorso è che, capito, qui io mi sto dibattendo in una situazione veramente incresciosa, capisce signora? Perché? Perché quello ne esiste più, quell'altro non risponde, quell'altro è occupato, quell'altro su, quell'altro giù, quell'altro di qua e quell'altro di là, non riesco a parlare con un nome. Con un nome. Scusi, ma lei chi cerca proprio? Io cercavo San Tommaso, capito? Cioè, no, Tommaso. Non esiste più. Non esiste più. Ma come, signora, non dica non esiste più, è brutto dire non esiste più, dica che gli devo dire? che non è più in terra, sulla terra, ma esiste, ecco, beh, esiste ancora come dire, più, nei suoi pensieri, nella sua mente, esiste ancora nel suo cuore magari, e anche sull'elenco telefonico, signora, Sì, capito? E quindi insomma non è che non esista, questo esiste, in questo momento lui è esistito ancora per un attimo, se vogliamo. Comunque signora, la mia sfortuna mi perseguita, andrò a cercare altre occasioni e riproverò, sarò più fortunato. Buongiorno e confrontingnanzi, arrivederci. Dio mio, ma tu hai fatto apposta, no, ditemi che hai fatto apposta, Sì, perché io volevo fare San Tommaso, se non vede non crede, vuol toccare con mano, no? Gli avrei detto che aveva toccato la moglie, qualche cosa avrei inventato, niente da fare, era morto, i morti non toccano, tranne nella notte dei morti viventi. Pronto? Sì. Buongiorno. C'è il signor Dante? Sì, c'è. C'è? Sì. Non mi dica che è ancora vivo. Io stento a crederci, ma comunque... Chi è Luciano? Prego? Chi è Luciano? Chi è? Luciano Virgilio, me lo può passare per favore? No, Dante non parla. Però scrive. Sì. E scrive? Sì, scrive. Ma non si può fare domanda e risposta se io... Ma chi è lei, scusi, me lo dice? Se lui risponde scrivendo? Sì, che c'è. Ecco, e lei mi fa da interprete per favore? Si può fare? Ma mi sa dire chi è per cortesia? Io sono il fratello di Beatrice. Beatrice? Sì. Guardi, io dico la verità, da una parte mi fa piacere quello che è successo, dall'altra parte le dico la verità, insomma, è un fardello notevole da portarsi. Che dice? È un fardello. È un fardello notevole da portarsi. Scusa, mi scusi un attimo, Dante, prendi carta e penna. Dai. Ecco. Prendi carta e penna, muoviti. Ecco. Le mani le hai. Muoviti, signora, lo tratti bene, per favore. Lo tratto bene? Lo tratti bene, sì, no, muoviti, lo dice a sua sorella, dico, povero, muoviti, dica, per favore, se puoi, muoviti, che si sta, quella una persona non può parlare, muoviti, Sì, è mica un bambino, Lo so, venga, ecco. allora mi dica lei, le passo Dante? Prego. Glielo passo? No, facciamo tutto attraverso di lei, signora. Allora, mi dica. Io faccio la domanda, lui mi risponde per iscritto e lei mi legge quello che lui ha scritto, va bene? Ecco, ok. Allora, io vorrei sapere, sono il fratello di Beatrice, io ti dico quello che... Glielo dica, che io sono il fratello di Beatrice, glielo dica. Io sono il fratello di Beatrice. Non lei, io. Lei, quello che ha al telefono è il fratello di Beatrice. Questo signore è il fratello di Beatrice. Ecco, io volevo sapere cosa c'è stato veramente fra voi. Ecco, io volevo sapere questo. Me lo può scrivere? Cosa c'è stato veramente tra noi? No, tra voi, tra Dante e lei e mia sorella. Allora lei ha sbagliato numero. Perché? Mi scusi. Ma si tratta di molti anni fa, Siccome è una cosa che mi porto dietro da tanto tempo. Io voglio sapere cosa c'è stato fra lui e Beatrice. Perdoni. Perché? Dante è ballatore, lei sta parlando? Io sto parlando con Dante, lei è la moglie, cos'è? Sì, ma... c'è anche la tosse, signora, stia calma, c'è la tosse, stia calma. Allora, il punto è questo, gliel'ha chiesto cosa c'è stato fra lui e Beatrice? Ma chi è questa Beatrice? Ma glielo chieda e vedrà che risponderà lui. Chi è questa Beatrice? Chi è questa Beatrice? Glielo chieda. Glielo sto chiedendo, chi è questa Beatrice? E lui che cosa scrive? Non la conosci. Lei la conosce. Ecco, allora gli chieda veramente, qui c'è il suo fratello, che cosa c'è stato veramente fra lui e Beatrice? Non vogliamo sapere. Glielo chieda. Allora, che cosa c'è stato veramente
tra te e Beatrice. Questo è lo scambiato per famiglia. Ma insomma, per cosa l'abbiamo scambiato? Lei ha scambiato famiglia. No, ma guardi, lui le scriveva anche delle poesie, guardi, ce n'è una qua, proprio scritta da lui per mia sorella, tanto gentile, tanto onesta pare, donna mia, quando ella altrui saluta, con ogni labbro deven tremando, lingua deven tremando muta, e gli occhi non ardiscono di guardare, ella sen va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta, sottolineo venuta, dal cielo in terra a miracol mostrare. Che cosa ha mostrato a Dante, mia sorella? Vuole sapere? Signora? Sì. Questa poesia lui l'ha dedicata a lei. Ah, l'ha dedicata a sua sorella? Sì, a mia sorella. Mio marito non ce la farà mai a scrivere una poesia del genere. Ma come, perché? È bella, sì, è bella, devo dire, non è brutta come poesia. Un po' antiquata. Sì, ma... Allora, senta, lei sta sbagliando, sta parlando con delle persone sbagliate. No, signora, guardi, voglio sapere cosa risponde lui, cosa ha scritto. Non conosce Beatrice. E quindi non c'è stato niente. Beatrice, questo è il poema di Dante. Ma Dante e Beatrice, ma notoriamente sono stati insieme, no? Cosa ride lei? Io rido perché lei sta sbagliando completamente. Cioè io sto sbagliando, ma io voglio sapere anche, ma a lei, quando le dico queste cose, non viene niente in mente? Dante e Beatrice. Cioè? È la Divina Commedia. E quindi? No, e quindi? E quindi non lo so cosa vuol dire lei. Che Dante è stato con Beatrice e sono stati in paradiso. Ora, questo paradiso era una cosa così mentale, oppure era veramente il paradiso del sesso? E ci hanno dato che ci do. Signora? Vuoi sapere questo? Ho fatto ascoltare a mio marito. Ho fatto ascoltare alcune sue parole, mentre lei parlava lui ascoltava. E lui che espressione ha fatto? Così, incredulo. Ma quanti anni ha suo marito, scusi? Mio marito ha 63 anni. 63? Sì. Ma si può dire che sia nel mezzo del cammino di sua vita? Certo, ma forse, certo. Speriamo che sia nel mezzo, ecco, te lo auguro. Un pochino più avanti del mezzo. Un pochino più avanti del mezzo rispetto a... vabbè, comunque non si preoccupi. Volevo dire, e come mai non parla? Mio marito è stato operato di trache. Quindi no, effettivamente, quindi però per tutto il resto funziona, insomma. Cioè cammina? Certo. Ecco. Ha tutte le sue funzioni a posto? Certo. E quindi cosa ha fatto con mia sorella? Ha fatto del sesso! Cosa ride? Senta, e allora che cosa vuole adesso lei da me? Voglio sapere, ma guarda, solo saperlo. Tanto ormai è una cosa passata, ma guardi, mi martellano, sempre via martelli, mi martellano continuamente. Senta, come va bene, si faccia martellare, si faccia togliere questo martello, si faccia fare un frullino, che ne so io? Come un frullino, signora? Me lo farebbe lei? Fare un martello, se fa un frullino, ma che le vuole che le dica? Ma signora, me lo fa lei un rifrullino? No, stella mia. No, come? Adesso stiamo esagerando. Ma un rifrullino ho detto, l'ha detto lei. Senta. Mettiamo tutte le cose a posto. Mettiamo? Se c'ha la testa che le frulla col martello, non si faccia far venire i bernoccoli. Allora, qui bisogna solamente scegliere. Quello che buttano via quello che c'è dentro. Signora, bisogna solamente scegliere il martelletto o il rifrullino. Ecco. Il frullino ha questa punta che trapana e fa scappare con un soffio tutte le idee malsane. Sì, ma guardi che trapana, Mentre il martelletto? Il martelletto le fa i bernoccoli. Ah sì? Sì. Ma anche altre cose il martelletto, sa? Che ne so io? Ma forse lei non conosce tutti i termini più riposti delle esperienze del petting. Signora? Sì? Lei cosa pensa del petting? Senta, non lo so, non mi interessa. E cosa ne pensa Dante? Io voglio sapere, guardi, cosa pensa Dante del petting? Senta, non posso stare qui a ascoltarla. Arrivederla. Senta, ma l'ovo. L'uomo sodo con il sale, vabbè, d'accordo, ok, ma che tu ci devo fare, Dante, ma meno male che diciamo in qualche modo la signora aveva ricollegato, no? Questo Dante e Beatrice l'aveva ricollegato, questo è vero, ha detto la Divina Commedia, meno male, io già disperavo, vabbè, non importa, ma povero Dante, però scrive, questo ho sempre saputo che scrivesse, Guarda qui, pronto c'è Remo? Momento. Sono Romolo. Chi è Romolo? Romolo, sono Romolo. Guardi un attimo, c'è la lupa che mi chiama, vengo subito.
Romolo ormai, perché siccome la lupa mi ha chiamato, mi ha detto una cosa la lupa, ora gli sta come ole Romolo, ora mi ha detto una cosa la lupa e gli sta come ole Romolo, te lo dico io, io lo so. Ma. Pronto? Remo? Sì. Sono Romolo, io ho parlato ora con la lupa, mi ha detto una cosa che a me non mi va bene affatto, capito? Non mi va affatto bene, caro Remo. Ora ti sei ciucciato tutto il latte te e a me mi è rimasto due gocciole, capito? Ma scusi, lei chi è? Romolo. Guardi che io... No, lei mi ha ciucciato, te mi ha ciucciato tutto il latte. Mi ha detto anche la lupa, mi ha detto, oh, guarda, io ho ciucciato tutto lui. No, non va bene così, Guardi che non è... Così non va bene, Remo. Guardi che non la conosco, No, sì che tu mi... ora tu fai anche finta di non conoscermi. Ah, benino. Non lo so io. Tu mi hai ciucciato il latte e ora chi si è visto, Ma bene. scusi, ma lei chi è? Romolo. Ma io non la conosco a lei. Ma ho parlato con la lupa, Remo, e tu mi hai ciucciato tutto il latte, non è rimasto nulla a me, Ora fino a domani come fai ad andare avanti? Fino a che non l'ha rifatto. Scusa, ma abbi pazienza, che sistema questo? Cioè, abbi pazienza, si faceva a metà, Io sono qui sotto la lupa, ma me l'ha detto anche lei, che mi ha detto, è stato lui, mi ha detto così, che io chiamo la polizia, sì, è così, racconta di tutto, della lupa e del latte. No, perché lui è attaccata alla cioccia della lupa e non veniva nulla. E ha detto, ma come mai? Dice, è stato lui, ha ciucciato tutto lui. Ma lei è matto? Ma come ti permetti, Remo, di dire a me, guarda ti faccio fuori, guarda, che tanto lo so, la fo io tutta la città, ci penso io, vedo l'aratro e via, ma scherziamo davvero, ma come posso stare con questo cacacazzo fra le palle, ma la storia poi giudicherà. Pronto? Ma povero Remo, richiamiamolo, È storico, Romolo ha fatto fuori Remo, lo so, ha fatto Roma poi, vero? Lo so, Remo non si è accorto di nulla. Beh, dunque? Ah sì, si fa così, Ah, è facile, Ah, visto, scappare. Si va dalla polizia e dice che uno è accusato di aver ciucciato tutto il latte dalla lupa e lo figliano per grullo, lo mettono nel manicomio. Basta andare a cercare nomi rappresentativi in qualche modo, ma sì, basta così. Andiamo da una signora o signorina, sì, è un nome anche questo, ma non mi rappresenta niente, solamente un nome straniero mi rappresenta una persona straniera. No, fammi fare il numerino, ma poi mi dice Telecom Italia lo stesso, tanto me lo sento, visto, niente, aveva un bel nome, Caroline Denise, no, ragazzi, con questa ci avrei fatto le scintille, andiamo da un'altra signora, no, ecco, sì, vai così, e così. Vediamo ora, un'altra signora questa qui, sì, un'altra signora, si chiama Emma, cosa vi fa venire in mente Emma? Sì, no, quella cosa lì, via, sempre volgari voi siete, mamma mia, no, ma Emma purtroppo non mi risponde, vero? Peccato mortale. Vediamo se... Andiamo a questo, mi piace questo nome con queste consonanti simpatiche. Consonanti simpatiche perché ci sono nomi con più vocali, nomi regolari. Per esempio, ti, tu, ta, ti, te, ta. Manlio, invece Manlio, queste due consonanti N e L messe insieme, Manlio è un nome strano, buffo, Come si chiama? Manlio. Pronto? Sì, ecco. Vorrei parlare con Manlio, per favore. Manlio. Chi è che lo vuole? Sono un suo amico. Sono Ulpio. Adesso glielo passo. Oh, brava. Io temevo dalla sua voce che... E invece... Pronto, Manlio? Sì?
Ah, sono Ulpio. Sento dello stupore in te. Sì. Perché io sono piuttosto sensitivo, io sento lo stupore, lo sento proprio evidente. Sei stupito da questa telefonata, Manlio? Manlio? Manlio, tu sei Manlio, giusto? Sì. Perché, come si dice se no? No, così. Manlio. Ma non riesco a inquadrare. Perché certe persone non riescono a pronunciare bene Manlio, è un nome un po' difficile da dire, No, Manlio. è un nome romano. È un nome romano, anche Ulpio. Ulpio. È Ulpio, Ulpius, Ulpi, Ulpiorum, E via discorrendo. e via discorrendo. Manlio. Ma tu sai da dove viene Manlio? No. Come no? No, viene da Roma. Ma se va bene da Roma, che vuol dire da Roma? Manlio, vuol dire man in inglese, cosa vuol dire? No, Man. questo è il latino. Sì, lo so, ma poi l'inglese l'ha preso, quindi in inglese cosa vuol dire man? Man significa... Significa? Vai, che mi stai andando bene? Che significa? Maschio. Maschio? No, non proprio. Maschio si dice male, mail, male. Male. Si scrive male, si dice mail, perché siccome gli inglesi sono scemi e scrivono in un modo e pronunciano in un altro, no? Noi almeno si scrive in un modo e si pronuncia come si scrive, giusto? Già. Si scrive male e dicono mail. Scrivono man e dicono man, giusto? Ma man vuol dire Uomo? Capi bene perché io non riesco ancora a... Allora, la prima parte del tuo nome significa uomo, man in inglese, eh? Sì. La seconda parte, Lio. Sì. Lio, eh? Sì. Lio è un nome, cioè significa, in inglese, sai cosa significa Lio? E loro dicono laio. Manca solamente una N, sarebbe un leone. Ah, ok. Lion. Se tu fossi Manlion, sarebbe Man Lion, capito? Hai capito? Quindi tu saresti un leone, un uomo leone. Quindi una bella... C'hai del segno del leone? No. Vergine? Acquario, perciò... Acquario. Allora. Pisci spesso allora. Allora, caro Manlio, tutto quello che ti ho detto non è vero niente, perché essendo un nome latino, che te frega dell'inglese. Certo, Però un inglese può anche dire au. L'inglese dice au, no? Giusto? E dice, Certo. però, hai visto, potrebbe essere così, l'uomo leone. In realtà ti sento molto poco leone, Manlio. No, ma sto perplesso perché sto cercando di identificare la persona che mi sta parlando e non ci riesco ancora. Lo so, e questo è il punto, L'importante è chiarire la tua posizione, cioè chi sei tu. D'accordo. Perché io poi lo so. chi sono... Ecco, fammi capire bene chi sei tu. Tu sei una persona che lavora. Cioè, o hai lavorato, sei in pensione? No, non lavoro, sono in pensione, Sei in faccio il contadino adesso. Adesso cioè, per diletto, Sì. come Cincinnato. Sì. Questo lo sai di Cincinnato? No, non mi ricordo vagamente la storia. Io. Ma se tu vai a Cincinnati, nell'Ohio, negli Stati Uniti d'America, nell'Ohio, c'è una città che si chiama Cincinnati, giusto? Vabbè, dunque. Che è stata fondata da Cincinnato. Il motivo della telefonata? Dunque, Cincinnato era nato col Cinci, no? Ecco, ora, meglio nascere col Cinci o senza Cinci, secondo te? Non lo so. Comunque, No, è meglio nascere col Cinci. È molto meglio nascere col Cinci, capito? Io ti saluto caramente allora. Caro uomo leone, io ti chiamerei più, non so, Man Rabbit. Va bene Man Rabbit? Cioè uomo coniglio? Io sono obbligato a chiudere se non mi dici... Manlio, ma hai capito chi sono io? No. Ma ho fatto tutta questa scena per cercare di farmi riconoscere, non riconosci gli amici di un tempo. E può essere che... E noi vecchi fascisti, ti ricordi? No. Insomma, abbiamo militato, no? Dove? Insomma, non mi far parlare troppo, che qui c'è gente che ascolta, magari. Cioè, voglio dire, noi abbiamo militato tra le file della destra estrema. Io e te. Io? Tu. Manlio, è l'ora di riprendere in mano il manganello. Ora basta con questi soprusi. Va bene. Ok? Allora, chiudiamo Schengen. Chiudiamo Schengen. Come? Ti saluto caramente. Caramente? Sì. Fascisticamente? Sì, pacificamente. No, pacificamente. Come salutavano gli antichi romani? Cioè Vabbè, io ce la fa. visto che tu saluto romano. Perché c'è gente che aspetta. Eia!
Ti saluto. Va bene, ho capito, non puoi, ma poi ci ritroviamo alla riunione, eh? Ciao. Povero Manlio, ti ho detto di tutto e di più, ho inventato di tutto, tutti i significati, anche i Cincinnati, Cincinnati, che scherzo vero. Ma andiamo, sì, vabbè, basta, andiamo da qualcun altro, sì, perché tanto, Manlio, lui contento, è un nome latino, Manlio. Pensandoci bene però, Man Lion non sarebbe di fuori, ecco. Italia, Al limite. Che è qui? Ulione. Va bene, via, vediamo, sì. Beh, qui continuo quindi a trovare nomi che mi ispirano a qualcosa, per la verità, e quindi continuo a ispirarmi ai nomi delle persone che mi rispondono, sempre che mi rispondano, vero? Perché sa che la cosa... c'è chi non c'è chi risponde, non c'è chi non esiste, e via. Sì. Esatto, ho capito. Guarda, quando uno riesce a capire le cose, beh, è fortunato nel mondo, vero? C'è chi capisce e chi non capisce, c'è chi capisce una parte, chi un'altra. Io sinceramente non sono di quelli che capiscono tutto, no? Io spesso capisco una parte sola, perché molto spesso è difficile capire tutto e molto spesso non ti vogliono far capire tutto. Pronto? Maurizio Barlesi. Benissimo. E ora che l'hai detto? Come? Cioè, ora che l'hai detto? Niente, aspetto risposta. Aspetta risposta, io ti rispondo. Maurizio. Maurizio. Tu hai capito solo una parte di quello che io avrei voluto sempre dirti. Hai voluto sempre capire quello che faceva comodo a te. Ma quando siamo arrivati a capire quello che io volevo farti capire veramente, o non hai capito o hai finto di non capire. Capisci? Riprovaci ancora adesso, può darsi che capisco. Come hai detto? Riprovaci, può darsi che capisca. Oh, bravo, va bene. Ma hai fatto una piccola deviazione di una lettera che mi ha soddisfatto alquanto. Hai sostituito O con la A, giusto? Io? Sì. Non ti sei reso conto che quando ti ho fatto ripetere la frase, tu non l'hai detta esattamente come la prima volta? Non so nemmeno di che cosa tu stai parlando. Allora, ripeti non anche questa. Nemmeno la tua voce. Ripeti anche questa frase. Parlando? Non so nemmeno di cosa tu? Non so nemmeno di che cosa stai parlando. No, il verbo, non so verbo. con chi sto parlando. No, con questo va bene, ma prima non so di cosa tu Non ne ho idea. Stia, come la stia dei polli. Ho capito. Cioè, capito? Cioè, il congiuntivo. Ecco, ho capito. Prima mi hai sbagliato un congiuntivo e poi può succedere. hai corretto. Bene, hai corretto. bene. È stato forse così. È stato un caso o forse ti sei accorto? Può darsi. Un lapsus. No, non me ne ero accorto. Non te ne eri accorto, ma poi ripetendo, Scusa, devo dire... adesso, Allora, a questo punto, Maurizio, io ho cercato di farti capire sempre qual è la verità. Io ho sempre creduto che tu capissi, perché non sei uno scemo, sei una persona intelligente tu. Il problema è che tu non hai capito, ma non credo, ma soprattutto hai fatto finta di non capire. Quando uno fa finta di non capire è peggio di uno che non capisce perché è scemo. Ti ripeto, uno intelligente che finge, non c'è maggior sordo di chi non vuol sentire. D'accordo, io ti ripeto. Non so di che cosa tu stia parlando, primo, e non so con chi sto parlando. Ecco, bello quindi se lo tu ti stia. chiarisci, posso risponderti, altrimenti niente, Attento. dicevo queste cose così, al vuoto. Attento ai congiuntivi, mi raccomando. Ecco, vabbè, quindi, il punto è questo, Maurizio. È tutta la vita che io sto lanciandoti dei messaggi, è tutta la vita che tu li respingi, questi messaggi. Ma non so, ti ripeto, se tu non mi dici chi sei e che Sono messaggi che dovrebbero arrivare non tanto alla mente, non tanto agli occhi, quanto al cuore. Va bene, ripeto. Ecco, il cuore tuo, Maurizio, è stato toccato
da questi messaggi Ma oppure... io non so quali sono questi messaggi, non so che di che Ma sono cosa messaggi stai parlando. d'amore, Maurizio. Io ti amo da tanti anni. Ma è possibile che tu non l'abbia mai capito? Se non so chi sei, Tu potevi dirmi, guarda, non c'è niente da fare, ma almeno rispondermi qualcosa. Mi hai lasciato sempre nel dubbio. Io, Maurizio, ti amo, capisci? No, non capisco. Sono innamorato di te. Ma non so chi sei. Vabbè, ma anche... Io sono un uomo di 74 anni. E che vuol dire? Non lo so, ma che cosa cosa vuol dire l'età? Non so che cosa 74 vuoi tu da me, anni? se non so chi è. Sei ancora un bell'uomo, Se non so chi Ma io ti amo da tantissimi anni, sei ancora un Va bell'uomo. bene, ma non so chi sei, non so quindi... Ma se io ti dicessi chi sono, saresti disposto a rispondermi di sì? Beh, non lo so chi sei. Quando ho scoperto chi sei, posso sapere se sì o no. Quindi, Comunque tendenzialmente direi, non potrei dirti di sì, insomma. tendenzialmente perché? Perché le mie tendenze sono ben diverse. Sì, porsi, lo so, è per questo che io ho sempre pensato che fosse stato per questo, che tu mi avessi avversato così tanto, cioè non mi avessi risposto. In realtà, probabilmente tu non hai chiuso del tutto la porta alla possibilità di avere rapporti con uno come me, un uomo. Ecco, infatti la tua risposta adesso mi fa capire che uno spiraglio c'è. È così, specialmente perché io non credo che, io ho saputo che, mi è stato detto, non so se sia vero, che tu nella vita qualche rapporto extra, diciamo, omosessuale l'hai avuto. Ma questo è il punto, io non voglio forzarti, ti voglio dire, senti, incontriamoci e parliamoci faccia a faccia, perché per telefono sicuramente questo discorso non si può fare bene. Ti faccio vedere chi sono, allora a quel punto vedi chi sono io, mi riconoscerai. Adesso dirmi chi sei allora. Se non l'hai capito vuol dire che proprio, scusa, comincio a dubitare, Come posso capirlo? Ci conosciamo da quando? Ma da sempre. Allora non so che dirti. Io sono più giovane di te, per la verità, ma ci conosciamo da tantissimi anni, ma io sono sotto i 70, Però insomma diciamo che io mi sono proposto in 1000 modi a te. Ma da tutte le parti, senza dirtelo mai chiaramente, perché io ho sempre avuto paura di un rifiuto. Capisci? Ascoltami, sai, se tu mi dici chi sei, ma se tu mi vedi e ne parliamo senza bisogno di sapere chi sono adesso, ma se noi ci parliamo di fronte, faccia a faccia, tu me lo devi dire, mi devi dire no, guarda, io non ho nessuna intenzione, oppure perché no? Può darsi che ti possa dare una risposta, altrimenti così è parlare con un... No, io non voglio la risposta per telefono. Non voglio la risposta per telefono. Ti dirò sì, incontriamoci, ma se non so chi sei, io una persona così al buio non la conosco. Maurizio, forse hai anche ragione, devo dire, sì, è giusto che tu mi dica questo. E se vuoi io ti dico il mio nome. Dimmi. Allora ti dico il mio nome e... Giancarlo. Non conosco nessun Giancarlo. Pensaci bene, Maurizio. Lo so, è troppo profonda la cosa. Pensaci bene, forse di molti anni fa. Comunque, posso incontrarti e dirtelo di fronte? No, non c'è possibilità. Perché? Perché così al buio non conosco una persona, non so chi sei, dove ti ho incontrato, quando mi ho incontrato, come mi conosci. No, mi dispiace. Ma perché tu vai solamente con quelli che conosci ma bene? Io non vado con nessuno, ma che dove ma vado? Tu vai, ma dove vai? Te vai, tu vai, lo so che hai già avuto un rapporto, ma a parte questo, tu... Ma non stai sbagliando con qualche altro Maurizio? No, non ti preoccupare, Maurizio, non ti preoccupare. Io, se tu mi permetterai, se ti trovo da qualche parte, o forse vengo a suonarti il campanello e ti dico guarda sono io, non c'è bisogno, non ho nessuna intenzione strana, semplicemente ti amo, sì. Maurizio ti amo, io voglio fare l'amore con te. No, mi dispiace. Sì, Maurizio, Vabbè, questa tua resistenza è molto flebile. Carlo, questa tua non posso continuare questa Sì, Maurizio, lo so, ho turbato la tua vita, niente, i tuoi sogni adesso saranno pieni di me, mi fa lo so. soltanto sorridere questa cosa, per Sì, cui bene, non importa che ti faccia piangere, deve farti sorridere. No, Ebbene, Maurizio, io e te per sempre.
per sempre. Guarda, ora che ho trovato il coraggio di telefonarti, non smetterò mai più di farti le mie avance. Maurizio, tu, guarda, non hai più nessuno che ti ama veramente. Io ti amo. Ma io ho una moglie. Ma un po' tua moglie, ma parliamoci chiaro. Maurizio, ma l'hai vista bene? Ma hai visto che rapporto c'è fra voi, insomma, ormai? Maurizio, dai retta a me, Giancarlo è la soluzione. Il cognome non me lo puoi dire? Ho il tuo stesso cognome. Caro Maurizio, ho il tuo stesso cognome. Quindi cosa faccio? Siamo probabilmente anche parenti, questo è il punto. Quindi non ti preoccupare. Va bene. Mi trovi sull'elenco, chiamami, ok? Va bene. Ciao caro. Ciao. È vero, ma è vero. Questo nome l'ho preso da uno che ha il suo stesso cognome. E quindi? Quindi finisce qui, no, ma fra me e Maurizio comincia. Che bello! Vuoi il G? Pigliatelo! Per spettacoli pubblici o privati o per qualsiasi proposta interessante, questo è il numero 333 180 52 52 a qualsiasi ora del giorno. Ricordati, 333, il bischero tu sei te, se tu rompi le palle. Se non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma me ne importa ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete